Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura agguate e sparatorie sulla strada tra Carlentini e Lentini nel Siracusano. Ferito un 22enne poi trasportato in ospedale. L'auto dei ragazzi è stata affiancata da un'altra vettura da cui sarebbero partiti i colpi. Le indagini sono in corso, possibile il collegamento con la partita di calcio Carlentini-Francofonte. Ennesimo atto di vandalismo e poca umanità verso gli animali, quello accaduto in via Libertà a Palermo. Un uomo al volante di un'auto ha centrato in pieno un gatto che è rimasto a terra sanguinante e agonizzante per poi fuggire via. Un autista dell'AMAT invece ha fermato il mezzo ed è sceso per fare da scudo all'animale ferito. Nonostante i soccorsi però il felino non ce l'ha fatta. Ci spostiamo a Catania, furiosa lite in strada tra sorelle finisce a coltellate. Secondo quanto emerso, la più piccola di 23 anni, adesso ricoverata al San Marco, avrebbe dapprima tentato di investire con l'auto la più grande e poi avrebbe provato a colpirla con una mazza da baseball. L'altra di tutta risposta avrebbe estratto un coltello da cucina ferendola più volte ed è stata arrestata. Ancora un incidente stradale lungo la tangenziale di Messina, traffico in tilt vicino allo svincolo di San Filippo. A scontrarsi un furgone con un camion, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli. È in chiusura l'ordinanza del sindaco di Castellammare del Golfo che anticipa e prolunga le misure per la prevenzione degli incendi. Proprietari e conduttori di fondi avranno l'obbligo di ripulire i terreni da sterpaglie e erbacce entro il 15 maggio. Inoltre fino al 31 ottobre su tutto il territorio comunale sarà vietato accendere fuochi di qualsiasi genere. Sanzioni salatissime per i trasgressori. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.